Analizzare i progetti di realizzazione della diga del Vanoi presentati dal Consorzio di Bonifica Brenta e valutare eventuali azioni legali contro l'ente. Tranchant la provincia di Trento, che convocherà una conferenza dei servizi sul tema del bacino idrico che sta semmai incendiando la linea di confine tra la pianura e i territori della montagna all'altezza dell'ingresso della Val Sugana. La delibera della provincia autonoma arriva all'indomani del primo appuntamento di dibattito pubblico indetto dal Consorzio e ribadisce l'assoluta contrarietà all'opera, oltre all'illegittimità del dibattito pubblico stesso che viola accordi vigenti tra Veneto e Trentino. Nessun coinvolgimento, contrarietà degli enti locali, lacune nelle progettualità presentate e il tridente di accuse mosse contro il Consorzio. Segue a ruota la provincia di Belluno, profondamente delusa sia dal contenuto che dalle modalità del dibattito pubblico, per il quale peraltro non è prevista nemmeno una data in territorio bellunese. Un dibattito che secondo me è stata una perdita di tempo, perché i relatori ci hanno detto che comunque ogni osservazione che verrà presentata in questo dibattito o che verrà argomentata nelle varie riunioni non verrà comunque presa in carico per decidere se fare o non fare questo tipo di struttura, cosa che per noi non può avvenire. Dalla provincia di Belluno si reitera il no secco, inalienabile nei confronti di un progetto già bocciato con 2 delibere di consiglio votate all'unanimità. Contrarietà condivisa trasversalmente anche da tutti i comuni delle province montane, superando anche le divergenze politiche in una provincia in cui le cicatrici degli errori del passato, pagati con il prezzo più alto, non sono ancora rimarginate e non si tratta di ricercare soluzioni rispetto a bacini più contenuti o meno impattanti, fanno sapere da Palazzo Piloni, ma di virare significativamente verso nuove progettualità. Abbiamo espresso la netta contrarietà a quest'opera. Le soluzioni che ci hanno presentato oggi sono solo soluzioni di spostare la diga da un punto all'altro. Non ci sono soluzioni vere alternative. Come l'ammodernamento dei sistemi di irrigazione, la riconversione delle colture per massimizzare l'utilizzo della risorsa idrica oppure lo sghiaiamento dei bacini lacustri già presenti. Queste le proposte presentate dalla provincia di Belluno per una battaglia della quale non è chiaro se si stia arrivando alle battute finali o se sia appena cominciata.